Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più, oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. Il minuto vagabondo. Era la sera di Natale. Tutti aspettavano con ansia la mezzanotte. I bambini più piccoli dormivano già, sognando i regali che Gesù bambino avrebbe portato, mentre i più grandicelli non staccavano gli occhi dall'orologio. 11:30. 11:15. Ancora pochi minuti alla mezzanotte! Allora, siccome la sua assenza non faceva male a nessuno, un minuto della notte di Natale, poco prima della mezzanotte, uscì dalla sua ora e se ne andò via da solo. Le lancette degli orologi fecero un saltino, ma nessuno se ne accorse. Suonò mezzanotte. Le case si illuminarono e nelle mangiatoie dei presepi fu deposto il bambinello. Le campane si misero a suonare e la gente si raccolse nelle chiese a pregare. Nel frattempo, il minuto della notte di Natale, scappato via, gironzolava per il mondo. Finalmente libero! Fuggito dal ciclo del tempo, libero di andare dappertutto. Se ne andava qua e là per il mondo, fermandosi dove lo chiamavano. Sull'otto volante delle giostre, dove i bambini facevano 2 giri invece di 1. Sul treno fermo in stazione, in modo che i ritardatari non lo perdessero. Tratteneva il ladro quel minuto in più che permetteva alle guardie di arrivare. Gli alpinisti in pericolo resistevano 1 minuto in più e i soccorritori li salvavano. La maestra stava per raccogliere i compiti di matematica e la classe intera supplicava: «Ancora 1 minuto!» E il minuto di Natale arrivava. Poi si fermava sulla mano del capo di Stato, in procinto di firmare una dichiarazione di guerra, e sul carro armato, pronto a sparare sulla folla. Così qualcuno provava ancora a convincere il capo di Stato, mentre sul carro armato il soldato si fermava senza sparare. Per merito di quel vagabondo minuto di Natale, tutto il mondo viveva felice e in pace. Ma in ogni paese qualcuno cominciò a preoccuparsi. Gli orologiai, i fabbricanti di strumenti di precisione e gli astronomi si riunirono a discutere la questione. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, 1 minuto è uscito dal tempo. Sì, è scomparso e vaga per il mondo. Dobbiamo catturarlo o rovinerà tutti i nostri calcoli. Ma perché? Si chiedeva un vecchio saggio. 1 minuto fuggito dalla notte di Natale può fare così male? Sfida le nostre previsioni. I treni, gli aerei, il sole e le stelle non hanno più gli orari prestabiliti. Tutti gli orologi sbagliano. Dobbiamo assolutamente prendere quel minuto. Il minuto di Natale, sentendoli così arrabbiati, sorride tra sé nella sua corsa infinita. E ogni volta che uno scienziato pensa di averlo acchiappato, si posa su di lui e lo ferma. Lo ferma per 1 minuto. Il tempo di pensare. Perché no? Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi. E mi raccomando, non perderti il nostro libro Racconti di Natale. Alla prossima storia!